tutto quell'intervento e soprattutto la fine con una spiegazione perché la philosophy of mind è tanto moderno, tanto en vogue, di moda, sì. Perché è anche legato ad un fatalismo del mondo moderno dove la libertà non appare, diciamo, non sembra apparire nella politica, anche nella sfera del lavoro, ad esempio. Sì, e questo si potrebbe ancora elaborare, esaminare e anche studiare nel futuro come si sviluppa questa relazione tra fatalismo attuale e quella moda della philosophy of mind. E poi dicevo che forse la filosofia di Heinrich Richter potrebbe aiutare a chiarificare la differenza tra filosofia, come lui diceva, Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, scienze culturali, alla differenza delle scienze empiriche, perché Richter diceva che sì, la psicologia si può fare in un modo empirico come le scienze empiriche, ma quel modo non entra, non è nemmeno il cominciamento della filosofia. Il cominciamento della filosofia è più o meno con capire quello che è la storia, la cultura. È molto importante anche se si parla delle leggi governanti la mente e anche la storia, non si può menzionare nemmeno una legge incontestata che governa veramente la storia occidentale, la storia in un certo piccolo movimento, non si può nemmeno stabilire delle leggi della storia nemmeno in un microcosmo. Sì, perfetto. Ganz kurz. Ich stimme voll zu. Ihre Argumentation läuft darauf hinaus, dass wir die Philosophy of Mind gar nicht benötigen, sondern dass wir die Ergebnisse der Kognitionswissenschaften zur Kenntnis nehmen müssen und anders philosophisch darauf reagieren müssen. Finde ich vollkommen richtig. Il professore dice d'accordo che praticamente in sostanza dal punto di vista della filosofia non abbiamo bisogno quindi dei risultati della filosofia del cervello, della scienza del cervello, ma che praticamente ci sviluppiamo i nostri risultati indipendentemente dal punto di vista della filosofia. Questa è la risposta del professore. Professor Rinaldi, anche lei una piccolina. Una aberrazione mentale, il fatto che questa filosofia sia stata prodotta e abbia trovato anche un certo successo in ambienti accademici europei e anglosassoni. Naturalmente condivido tutte le osservazioni critiche, mi permetto di aggiungere solo una in più che finora mi sembra non sia ancora emersa e che ritengo sia importante per abbattere la plausibilità di questa concezione radicalmente dogmatica appunto del carattere della conoscenza. Cioè, questi autori fanno, direbbe Kant, un uso dogmatico della categoria della causalità e così prediscono, questo è il punto più problematico, non solo in rapporto al criticismo kantiano, che è già una semifilosofia dello spirito, ma addirittura in rapporto alla gnoseologia di David Hume, perché già Hume aveva messo in rilievo che se noi partiamo dall'idea che il mondo è una collezione di fatti empirici e poi cerchiamo di spiegare, ecco, la mente con la categoria della causalità, noi ci contraddigiamo immediatamente, perché un mondo di fatti empirici è una collezione di eventi contingenti che escludono qualsiasi relazione o connessione necessaria, laddove il principio di causalità, comunque inteso anche
e se viene concepito nella sua maniera più elementare, più esteriore, eccetera, implica sempre una connessione necessaria tra la causa e l'effetto. Quindi in un mondo di fatti empirici non c'è la causalità. E allora è completamente assurdo voler spiegare la mente, lo spirito come l'effetto, ecco, del cervello, quando in un mondo appunto di fatti empirici non ha senso applicare la categoria della causalità. Si rimane al caos e naturalmente di un mondo completamente caotico non si può dare nessuna spiegazione. Quindi questi autori, ecco, si mettono nelle condizioni di divenire il bersaglio anche di questo argomento, cioè fanno un uso dogmatico, perciò illegittimo della categoria della causalità. Va bene, allora, war klar? Also das ist eben das, ja genau, der Professor Rinaldi ist mit Ihnen einverstanden im Grunde genommen, das eben, was Sie gesagt haben, und vor allem, weil diese Autoren, diese Denker machen einen grundlegenden Fehler, und zwar, dass praktisch sie wenden die Kategorie der Ursache an die empirische Fakten, skeptisch. Ja, und deswegen, das wäre praktisch, genau, und deswegen, dass in diesem Niveau der Empirie gibt es keine Notwendigkeit. Also, das eben. Okay, nein, ist okay. Sind Sie Ja, ich bin einverstanden. David Hume war viel skeptischer. Er war viel philosophischer. Die dogmatisieren jetzt die Kausalitätskategorie zu einem ontologischen Prinzip. Das hat Hume gerade nicht getan. Und deswegen liebe ich Hume. In sostanza, praticamente il professore conferma che questi sono dogmatici in sostanza e quindi praticamente danno uno status ontologico alla categoria, appunto, diciamo, questo rapporto del cervello sullo spirito che Hume non avrebbe mai dato, come neanche, diciamo, Marx, come diceva la professoressa, e quindi sono i peggiori di tutti. A questo punto dobbiamo fare una scala, diciamo, vabbè. E c'era il professor Marino, ma vuole anche lei? Molto brevemente, io ho apprezzato tutte le obiezioni che sono state fatte alla filosofia, però io ne avrei un'altra non c'è nessuna più riflessiva che aggressiva, e cioè in inglese filosofo significa opinione. Nel linguaggio corrente, e intendiamoci, in inglese vale solo il linguaggio americano, ancora di più il linguaggio corrente, perché loro sono democratici, non come noi che non siamo democratici. Io credo di esserlo, ma non sempre viene riconosciuto. E quindi quando loro parlano di filosofia ormai parlano di qualche cosa che è una generalizzazione di ricerche scientifiche, di constatazioni statistiche e di ogni altro tipo di gestione del sapere corrente, più o meno scientifico, più o meno controllato, eccetera, eccetera. Ma l'unica cosa che interessa in quell'ambito lì è il controllo delle nozioni e l'uso che se ne fa. Ma ogni nozione, ogni idea, naturalmente è ammessa. This is my philosophy. What's your philosophy? Capito? Allora, se le cose stanno così, direi che è inutile azionare i cannoni per combattere queste mosche. Queste sono mosche che quando arriva la palla di cannone sono già lontane e tornano. Non bisognerebbe prendere troppo sul serio. È proprio quello che l'impressione che ho io è questa. Non è, se c'è una cosa diversa, se sono due cose opposte, sono la filosofia nel senso tedesco e la filosofia nel senso anglosassone. Non c'è relazione tra queste due cose. È vero che c'è un'ambiguità, perché la parola è una parola greca, e quindi è lecito fare questa fatica, questo sforzo di abbattere simili avversari. È lecito. Non è la cosa migliore o utile, secondo me. Professor Marini sagt, dass es wirklich einen Unterschied gibt in den Sinn von dem Wort Philosophie oder Philosophie ist in der angelsächsischen Welt, in der amerikanischen Welt so Meinung.
nicht Wissenschaft. Und deswegen meint eben das normal, dass dort auf einem niedrigen Niveau, auf einem Niveau von Meinungen wird gedacht und wird dann auch und nicht auf ein Niveau von Wissenschaft, Philosophie, also strenge Wissenschaft, so wie wir jetzt in Kontinentaleuropa meinen. Und deswegen meint er in den Grunde genommen, das hat, so wie ich verstanden habe, hat wenig mit Philosophie, diese Philosophie, wie wir Philosophie natürlich sehen und interpretieren. Was denken Sie? Ich bin kein Spezialist für die amerikanische Situation. Ich glaube, es gibt im Raum andere, die das besser beurteilen können. Ich glaube, ja. Also ich würde sagen, das ist ein Trugschluss zu sagen, dass Philosophie Doxa heißt in den angelsächsischen Ländern. Das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Das wird also die analytische Philosophie, sagen wir mal, wird reduziert auf Wissenschaft, die auf Naturwissenschaft reduziert wird. Das ist die Reduktion. Die kommen mit einem absoluten Anspruch. Das hat mit Opinion überhaupt nichts zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir dann sprechen und sagen, nein, die Philosophie ist, was zum Beispiel Herr Günter Scholz heute vorgetragen hat, das wird dann als Opinion angesehen. Denn es gibt ja keine naturwissenschaftliche Untermauerung dafür. Ich kann ja nicht sagen, was in meinen Neuronen nicht Neurophysiologie kritisiert. Ja, keine Ahnung. Mir ist es auch ganz wurscht, ehrlich gesagt. Aber, also es ist eigentlich das Gegenteil, würde ich mal sagen. Trotzdem ist natürlich... Ja. La professoressa De Laurentiis dice in sostanza che potrebbe essere vista la cosa al contrario, cioè che la filosofia analitica, in particolare nel mondo angloamericano, si considera scienza, vera scienza, e si basa sulle scienze naturali, quindi considera conoscenza, ecco, episteme, sono loro, diciamo. E doxa e opinione è invece il punto di vista nostro. Ora, come se ne esce da questo, sinceramente, non lo so. Noi abbiamo una discussione plurisecolare sul concetto di scienza. La filosofia contemporanea, diciamo, dell'Ottocento-Novecento, va sempre a finire, a proposito, dopo il positivismo, dopo l'illuminismo, dopo il positivismo, adesso forse anche dopo, perché c'è stato un dopo anche della filosofia, ma certo. Prima o poi. E dopo tutte queste cose, il problema della scienza nasce con il problema della definizione di una scientificità. È quello il problema. Quando si discute l'applicazione di modelli scientifico-naturalistici al mondo umano, in realtà pone anche implicitamente il problema di una ridefinizione del concetto di scientificità. La scientificità non è soltanto quella analitica, non è soltanto quella diciamo delle scienze e delle verifiche delle proposizioni galileiane, non è soltanto quella. La scientificità può avere un senso diverso. E ce l'ha e continua ad avere. Quindi se questi pensano di essere il massimo della scienza, è giusto, è dogmatico, ma è lecito secondo una filosofia di tolleranza. Professor Marini sagt, dass eben das zusammenfassend, dass nun genommen ist, dass die Frage nach der Wissenschaftlichkeit, was für wissenschaftlicher Scientificità, la Wissenschaftler, und dass es wird wohl also ein Danach und Dopo, ein Danach geben, auch so wie es gegeben hat für den Positivismus und so weiter, wird wohl auch geben und danach für die Philosophy of Mind. Ich würde dann dazu sagen, dann vielleicht dann, es gibt immer ein Danach, dann bleiben dann die Klassiker, vielleicht das eben Hegel, Kant und so weiter. Möchten Sie was? Herr Schneider? Es gibt neuerdings auch mal eine Abrückung vom Materialismus in den Neurowissenschaften. Also vor kurzem oder bei einer ein Buch eines amerikanischen Autors erschienen mit dem Untertitel Warum der Materialismus in den Wissenschaften wirklich falsch ist. Ich habe leider den Namen des Autors nicht mehr präsent. Das ist der Autor, der dieses berühmte Buch geschrieben hat, wie ich mich fühlen würde, wenn ich eine Fledermaus wäre. Wie heißt der Autor? Ah, das kenne ich nicht. Was? Nagel? Ja, Nagel, ja, Nagel. Nagel. Nagel, ja. Nagel, Sì, nel genere. Der Materialismus ist einfach falsch, er beweist Sì, cioè, quindi, sì.
C'è quindi una tendenza, diciamo, anche nel mondo americano, questo Nagel che ha scritto un libro, il titolo genau der Titel von diesem Buch? Auf jeden Fall che c'è in sostanza contro il materialismo, quindi il Danach, quindi il dopo è già iniziato, perché non mi sa che da diese Danach das schon begonnen, con la critica sì, also das eben nicht etwas. Ja, sorry. Ja, Herr Schneider, ich stimme Ihnen voll zu. Vor ein paar Jahren erschien ein Manifest der Neurowissenschaftler, das darauf hinzielte, ihre Wichtigkeit zu zeigen. Jetzt ist vor kurzem ein neues Manifest erschienen, wo sie einen Rückzieher machen und sagen, man erwartet viel zu viel von uns. Und das ist natürlich in der Tat, scheint so die Höhe der Mode überschritten zu sein, sodass wir die Chancen haben, dass wir die Richtung einschlagen können, die Herr Posch vorschlägt. Das erste Manifest der Neurowissenschaftler hat sich aber deutlich distanziert von dieser klassischen Richtung der Neurologie. Allora io direi che naturalmente la discussione è molto interessante, i temi, però forse dobbiamo iniziare, almeno che non ci siano proprio domande in particolare, dobbiamo forse fare una piccola pausa per poi riprendere, altrimenti ci troviamo in difficoltà oggi perché abbiamo altre due relazioni. Il programma della giornata l'ho messo lì vicino alla finestra lì e dunque abbiamo dopo il professor Marini che parlerà del concetto del mito e della filosofia dello spirito di Benedetto Croce, e poi ancora ci sarà la relazione del dottor Roberto Morani su Hegel, riformatore della dialettica. Quindi abbiamo insomma altre due relazioni per oggi. Direi una decina di minuti di pausa e poi riprendiamo immediatamente dopo.